La dannunziana impresa di Fiume ha radici trevigiane. Venezia. Sono le ore 8 dell'8 settembre 1919, quando il giovane tenente Riccardo Frassetto dei Granatieri di Sardegna e referente dei 7 giurati di Ronchi batte al portone della Casa Rossa, in quel periodo residenza di Gabriele D'Annunzio. È troppo presto e il comandante non è ancora in piedi. Nell'attesa, il maggiordomo mi introduce in un minuscolo giardino che si affaccia sul Canal Grande. Non sono tranquillo, causa il pensiero di non sapere come comportarmi di fronte a questo grandissimo uomo che si degna di ricevere me. Sto fantasticando per mio conto quando ecco alle spalle un'allegra voce mi saluta. Buongiorno, Frassetto. Mi volto di scatto e mi rigidisco, sull'attenti in silenzio. È lui, è D'Annunzio, una figurina sottile, tutta nervi, che mi viene affabilmente incontro tendendomi la mano. Nel corso dello storico primo incontro, il tenente Frassetto offre al poeta soldato il comando del battaglione di granatieri, in quel momento di stanza a Ronchi di Monfalcone, e poi da lì proseguire per Fiume. È così che inizia il rapporto fiduciario di amicizia e di frequentazione tra D'Annunzio e il trevigiano Riccardo Frassetto dell'allora Crocetta Trevigiana, oggi Crocetta del Montello. Un sodalizio che andrà oltre l'impresa di Fiume e durerà fino alla morte del poeta nel 1938. Siamo all'alba del 12 settembre 1919. Gabriele D'Annunzio e il battaglione di granatieri di Sardegna partono da Ronchi per intraprendere un'azione guerresca rivolta a liberare Fiume e annetterla all'Italia. Questa avventura dura 16 mesi e termina tragicamente con il Natale di Sangue il 31 dicembre 1920. Molti storici e studiosi considerano l'impresa come l'ultimo atto del Risorgimento italiano, mentre il regio governo di Nitti e poi di Giolitti ritiene disertori i militari partecipanti che oggi chiameremo golpisti. È doveroso ora fare un passo indietro. Il 18 gennaio 1919 le potenze alleate vincitrici si riuniscono a Versailles a Parigi per la conferenza di pace. Per l'Italia la conferenza è subito in salita, in quanto le decisioni fondamentali vengono prese in primis dall'Inghilterra, dalla Francia e dagli Stati Uniti. Pensate, si stima che alla fine della spartizione, perché bisogna chiamarla spartizione, i 7/10 della popolazione mondiale passarono sotto il controllo di Francia e di Inghilterra. L'Italia, pur essendo una nazione vincitrice e per una discutibile gestione della vittoria, non viene premiata adeguatamente e le vengono riconosciuti il Trentino, il Sud Tirolo, la parte del Friuli, l'Istria, ma deve rinunciare alla Dalmazia e alla italianissima città di Fiume. Il presidente Wilson, in spregio al Trattato di Londra e in base al principio dell'autodeterminazione dei popoli e per il fatto che ad ogni etnia deve corrispondere un paese, osteggia fortemente l'annessione della Dalmazia e di Fiume all'Italia. I 2 negoziatori italiani, Orlando e Sonnino, abbandonano per protesta la conferenza e l'inopportuna decisione lascia campo libero agli alleati che prendono decisioni favorevoli solo a loro senza il rispetto del patto prebellico di Londra. In Italia scoppiano tumulti e diffuse manifestazioni di contestazione e di protesta. Fiume, nonostante un plebiscito a favore dell'Italia, viene dichiarata città libera
e vi si insediano i contingenti delle 4 nazioni vincitrici: Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Italia. Per l'Italia è inviato il secondo reggimento dei Granatieri di Sardegna, del quale fa parte il tenente Riccardo Frassetto, insieme ad altri 6 giovani ufficiali che dopo qualche mese sarebbero diventati i 7 giurati di Ronchi. Lo storico evento ha fatto sì che nel 1925 venisse cambiato il nome da Ronchi di Monfalcone a Ronchi dei Legionari, come è attualmente.